L'ora solare si tinge di tricolore. Provate ad immaginare che nello studio siano appena passate le frecce tricolore. Provate ad immaginare il torrino del Quirinale su cui sventola la nostra cara bandiera e avrete il nostro ospite. Sono felicissima perché luogotenente dei corazzieri in pensione, oggi consigliere nazionale dei carabinieri in congedo, 200.000 soci, volontario nell'ambito del Quirinale, non c'erano dubbi, alfiere del medagliere dell'Arma dei Carabinieri, un privilegio che hanno solo i corazzieri. Entra nell'Arma dei Carabinieri quando aveva 18 anni, correva l'anno 1959, ma è un campione, un ragazzo, Francesco Madotto. Un applauso che la accoglie. Grazie della presentazione. Grazie. Noi ci siamo già incontrati nel lungo speciale che TV2000 ha fatto e che ho avuto il privilegio di curare e anzi di presentare proprio la Casa degli Italiani. Allora, 18 anni, un ragazzo che è nato il 2 di giugno. 2 giugno 1939. 39. Sì, sì. Lei fa bene a dichiarare la sua età perché non ci si crede. Sì. Vabbè, sono questi. Non vorrei sembrare un carabiniere, dovrebbe darmi i documenti. No, ma comunque io sono arrabbiato con l'anagrafe perché non mi sento questi anni sulle spalle, assolutamente, ne vorrei avere tanti di meno, perché io sto tantissimo bene coi giovani, sto benissimo coi giovani, perché l'aspetto del guardare avanti mi dà forza, mi fa star bene. Allora, gli anni ci sono, ma non ci sono. Scopriremo che è anche un campione sportivo, ma andiamo con ordine. Viene dalla nobile terra friulana questo signore ed è come la sua terra forte, tenace, capace di andare avanti, ecco, se posso dire così. Lei viene da una famiglia molto bella, luogotenente, una famiglia molto bella e molto cara. E come? Di una ricchezza straordinaria che mi hanno trasmesso. Perché? Perché crescendo con loro, naturalmente io facendo tutte quelle cose che dovevo fare, dal catechismo alla scuola, al lavoro, anche il lavoro, perché no? Perché dovevo aiutare, ma nello stesso tempo mi dicevano cosa dovevo fare, come mi dovevo comportare. Insomma, praticamente altruismo, aiutare chi ha bisogno. Li vediamo e in questo questa l'ho foto, vissuto i suoi genitori. Eccoli. 1929. Che regalo, Paola, che regalo. Che regalo. Lei, insomma, mi fa vedere, ma non mi devo commuovere perché devo ringraziare perché c'è questa foto che vedo. Le hanno insegnato, grazie a lei, le hanno insegnato con l'esempio. Diciamo questo, l'esempio teniamolo come comune denominatore di tutta questa intervista, perché con l'esempio i suoi genitori le hanno fatto capire, oltre che con le parole, come si dovesse vivere, cosa si dovesse fare. Sì, è proprio così, perché nel loro parlare, nel loro dirmi, oltre a fare le cose, mi dicevano sempre questo, il termine dovere, devi. Sembrava che loro sapessero che cosa ero destinato a fare e non lo sapevano, perché questo era in fase di infanzia, di giovinezza proprio. Perché fino ai 16 anni, perché poi ai 16 anni è nato un po' il tutto. Anzi, se andiamo a vedere dobbiamo tornare indietro, perché quando io ho conosciuto chi mi ha fatto insegnare a fare i primi passi sportivi, pensi, dottoressa Paola? Ecco, Paola, va bene, è stato Ardito Desio. Ardito Desio, nel 1950 che lui veniva a allenarsi in Friuli perché doveva fare poi capo spedizione per il K2. E io lì corricchiavo e lui mi insegnava, mi diceva ragazzo devi fare i passi corti quando vai in montagna, quando corri, perché bisogna fare i passi corti, lui era un ometto piccolo. Per me è iniziato il tutto perché poi il tutto dallo sport che è nato, perché anche poi il mio destino, il mio aver fatto è partito dallo sport, da una cosa sportiva. Senta, poi torniamo sulla sua mamma in particolare, torniamo tra un po' sulla sua mamma, tra un attimo. Grazie. Lei diventa corazziere quando? Nel 1959, agosto, un anno dopo aver fatto la scuola, diciamo così, prevista per tutto quello che bisogna prepararsi per fare oltre la specializzazione a cavallo, perché per andare nei corazzieri bisogna essere a cavallo. E questo io l'ho fatto, che poi quando è nata il mio sogno di diventare un corazziere, che era tutto sembrava difficile, mi sono fatto scrivere su una cosa dal maresciallo di cosa dovevo fare. Tutto alla lettera, e pur avendo incontrato tante difficoltà
tante veramente, ma tutto andò nel verso giusto, perché mi lei è aiutava la friulano, fede. lei è così, La fede, friulano, la fede. Lei è un uomo carico La di fede, fede, sì. di amore per la sua patria, Sì. e la sua mamma, la mamma del luogotenente Madotto, è scomparsa nel 2003, aveva 95 anni. Sì. Lei indossa questo fazzoletto, lo porta sempre con sé, no? Perché era quello che mi ha detto aveva la sua... Sì, ce l'aveva nel taschino al 90° compleanno, ce l'aveva nel suo taschino. E poi me lo sono preso, insomma, me lo sono portato e lo porto sempre come in occasioni particolari, speciali come quella di oggi. La ringrazio di questo. Eccola qui la sua mamma, la sua Sì, mamma. che bella. Quello è stato l'ultimo onomastico Sant'Anna in una chiesetta in montagna in Friuli, che eravamo lì il 26 agosto del 2003. Cosa diceva la mamma di questo figlio, luogotenente dei corazzieri della Repubblica? Adesso facciamo tutta la storia dei presidenti della Repubblica, attenzione. Cosa diceva la sua mamma? Cosa diceva? È stata la mia guida fino agli ultimi giorni della sua vita, le raccomandazioni che mi faceva continuamente, perché sapeva che facevo un lavoro delicatissimo, servire la più alta magistratura dello Stato, e lei sapeva quanto era, perché avevo delle responsabilità molto delicate. Alte. Molto delicate. Si serve il Presidente della Repubblica, Paola. Allora, attenzione signori. Presidente della Repubblica, il luogotenente Madotto poco fa non mi ha stupito, però mi ha confermato la sua bellezza. Ha detto, nel momento in cui nomineremo i presidenti, per ogni presidente io mi devo alzare in piedi. Allora io gli ho chiesto di fare tutto questo alla fine della nostra intervista, solo alla fine. È una deroga che mi ha concesso. Sandro Pertini, che il presidente con cui lei riesce ad avere un'intesa perfetta. Lei l'ha avuta con tutti i presidenti, sì, ma in particolare una sera, prima di una partenza molto importante, Mondiali di Spagna 1982. Cos'è successo? Sì, innanzitutto lui era uno sportivo, ecco perché c'era questa, era uno non sportivo, seguiva lo sport. Appassionato di sport, certo. Appassionato, come no, il calcio, il pugilato e altro. Ma guardi qui questa bella foto con questo è il ritorno da Madrid. Ma va bene il ritorno, ma è successo che il signor Presidente è venuto al palazzo e lì insomma parlava che lui voleva a tutti i costi andare in Spagna a portare quei ragazzi al Quirinale a fargli fare una mangiata perché li vedeva magri, io voglio andare col mio aereo, però se perdiamo che succede? E mi è venuto così spontaneo, mi avvicinai e dice, signor Presidente, ma l'Italia ha fatto un percorso molto importante, perciò anche se perdiamo non è che succede che... Mi guarda e dice, ho deciso, domani vado in Spagna col mio aereo, me li porto al Quirinale e fai fare una mangiata. E mi è venuto istintivo dire, signor Presidente, beato lei. Mi guarda ancora, vuol venire pure lei? Io non ho aperto bocca, Paola, ho allargato le braccia così, raccomandando. Mi ha dato una pacca sulle spalle, maresciallo, domani mattina si faccia trovare all'aeroporto di Ciampino che andiamo a Madrid col mio aereo, li portiamo qua, gli facciamo fare una mangiata a questi ragazzi. E questo è stato. Cioè lei ha visto campioni del mondo, siamo andati, come abbiamo visto, con la coppa in mano. È stata una cosa straordinaria. Allora, Francesco Madotto, luogotenente, corazziere dentro prima ancora che fuori, e che corazziere, ci racconterà il suo Quirinale, anni di lavoro importanti, importantissimi, ripeto, nel segno del tricolore. È un uomo straordinario, ve lo raccontiamo tra un attimo, lasciate le finestre spalancate, se avete un tricolore in casa, stendetelo alla finestra, torniamo tra un attimo. Grazie. Grazie a lei. L'alfiere del medagliere dell'Arma dei Carabinieri, luogotenente dei corazzieri, oggi in pensione, Francesco Madotto. L'onore di averlo con noi in studio. Abbiamo parlato del presidente Pertini. C'è una fotografia bellissima che chiedo, grazie Alessandro, al nostro regista Alessandro Tresa, del giorno in cui Pertini lascia il Quirinale. Lei ha visto entrare e andare via al termine del settennato i presidenti. Ecco, come quel giorno con Pertini, com'è stato? È stato un qualche cosa che anche a lui è dispiaciuto. Si vedeva proprio anche nelle espressioni, in momenti particolari che adesso non si possono vedere, riservatissimi,
che anche lui lasciare il Quirinale guardate era che bella qualcosa questa di foto. molto molto pesante, ma lo doveva fare perché il settennato era finito. Lei E è l'uomo che lo sta naturalmente, salutando in questo momento. naturalmente sì, molto 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 significativo. Questo è il posto, lo ricordo, era nel salone delle feste, che lui attraversava i saloni del Palazzo del Quirinale, che si portava alla vetrata per scendere giù sotto a ricevere gli onori, per poi lasciare il Quirinale come Presidente della Repubblica, ma che poi dopo è ritornato, ci siamo rivisti in altre occasioni, come no. E a me colpisce tanto di questa foto, è chiaro, il corazziere è il corazziere e quindi saluta militarmente il Presidente, ma in realtà è chiaro, quelle lacrime lei le ha viste Sono momenti e la difficilissimi, commozione c'era difficilissimi, per perché tutti. poi queste cose si trasmettono, uno le vive proprio, l'emozione veramente straordinaria, perché quando uno fa, diciamo, anche se sono solo settennati, ma passare insieme tanti particolari, Assolutamente, su insomma, 7 nati, su 7 anni, non voglio è dire. poco. Poi è il Presidente della Repubblica, e che poi dopo si crea anche, mi chiamava Furlan, perché i furlani, perché c'erano gli amici della nazionale, Bearzot, Zoff, Collovati, così. Allora lui sapeva che ero friulano, ecco, che avevo poi vissuto anche il dramma del terremoto, così, e c'aveva diciamo così, qualche particolare attenzione che, insomma... Le attenzioni sono state tantissime. Abbiamo detto, Francesco Madotto è prima un atleta ed è un atleta che diventa corazziere. E che corazziere! Tanto che un altro presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, lo fa sciare con la sua pettorina. Non è una cosa... È storia, eh? È storia, non sto dicendo nulla che non sia stato scritto. Ovvero, come andò? Andò che un giorno, insomma era il giovedì che questa competizione si doveva fare su ad Auronzo di Cadore, e la domenica, poiché lui andava ad Auronzo di Cadore a trascorrere le vacanze estive, quel poco che poteva andare, lì alla sede della Forestale, e lì camminava su una mulattiera così, e quella mulattiera la fecero pista da fondo di 20 chilometri, e un anno, insomma, hanno deciso di fare una competizione e hanno invitato il signor Presidente, poi mandandoci un pettorale con lo scritto numero 1, naturalmente, con la scritta Francesco Cossiga e così via. Mi chiama la segreteria, maresciallo la desidera, signor Presidente, è in ufficio, era il giovedì mattina, mi ricordo. Andavo, comando, signor Presidente, e venga, lei che è uno sciatore, qui mi hanno invitato, ma io non so sciare, così, e mi fa tira fuori questo numero, questo pettorale, e vai con questo. No, signor Presidente, non posso andare perché non sono iscritto, io non sono iscritto a questa gara. No, non si preoccupi, la stanno già aspettando, lei gareggia con questo numero a questa competizione di 20 chilometri. E così andai, e naturalmente poi ho ricevuto un bellissimo, non vinsi naturalmente, ma però ho fatto la mia dignitosa gara, e un miglior premio, che non è che l'avevo vinto, insomma una bella cosa del patrono lì di Auronzo, Santa Giustina mi sembra che era, Senta, Santa Giustina dovrebbe essere. Luogotenente, Sì. lei in tutto questo lui ha una memoria di ferro, io sono quella con i bigliettini attaccati alla porta per ricordare, e lui ricorda tutto. Siamo partiti da questo episodio particolare perché dà l'idea anche della vita all'interno del Quirinale. Abbiamo immagini di lei con il presidente Cossiga in Russia, quando siete andati in un cimitero. Quanti ragazzi, quanti soldati italiani sono rimasti in Russia? Ecco, torniamo alla foto di Pertini. Lei è l'uomo che accompagna e ha accompagnato nei momenti anche più commoventi, più forti. È molto difficile ricordare, perché l'emozione, insomma, potrebbe toccarmi, perché sono molto sensibile a queste cose, perché sono cose particolari, anche perché in Russia avevo perso un mio zio, fratello di mio papà, e trovandomi lì a fare un servizio d'onore, a inaugurare in un bosco, perché lì erano le fosse comuni, ecco, questo è il cimitero, qui siamo a San Pietroburgo, siamo il cimitero dei 600.000 morti, sepolti lì così, ecco, una cerimonia commovente, ecco, che abbiamo portato una corona d'alloro anche lì, ma in questo bosco, insomma, andammo a deporre questa corona in occasione di questa visita ufficiale del signor Presidente Cossiga. Sì. Allora, provate ad immaginare quanti capi di Stato, no, che passano per il nostro Quirinale, per il Colle,
è chiaro che 8 presidenti Sì, nella sua carriera. Sì, Paola. 8, sì signora, quanto è dolce. 8 presidenti e il presidente Carlo Azeglio Ciampi. Il presidente che ha detto cantate l'inno di Mameli, che ha preso quelle bandiere che potevano essersi anche un po' scolorite per il sole. Che vedo quella il tricolore... fotografia, mi scusi se la interrompo. No, la prego, mi interrompo. Ma quella la signora Franca Ciampi, con quel gesto mi dice, Madotto, ma perché va via? È perché avevo raggiunto i limiti di età. Era il 2 giugno del 2004, vero? Anche se, con l'autorità del signor Presidente della Repubblica, potevo ancora rimanere. Anzi, me l'ha chiesto proprio. Ma io ormai avevo deciso, avevo fatto le mie cose, ma mi è dispiaciuto. Ma la continuità comunque c'è sempre stata. Io mi sono tolto solo le stellette. Senta, io sono stata al Quirinale, grazie al Quirinale che ci ha accolto TV2000. Anche i muri parlano di lei e parlano tutti positivamente di lei. Quindi, certo, il momento in queste braccia aperte della signora Franca che dice ma no, ma non vada via. Però è questo il gesto. In quel gesto lei mi dice, Madotto, perché va via? Sì. Allora, abbiamo anche, questa la chiamo, questa fotografia per forza, Ciampi con Ardito Desio. Guardate, è molto importante questa foto perché, e diamo il tempo di trovarla, perché è quell'Ardito Desio che, insomma... Sì, in quel giorno, in quella sera, insomma, che anzi lui quando è venuto mi chiese, perché lui mi conosceva, insomma, si ricordava di me, ma mi hanno fatto sedere, io voglio camminare, no, non poteva camminare, che poi quello è stato l'ultimo anno, perché dopo pochi mesi ci ha lasciato, ecco. E lui voleva... paesani, insomma, regionali, lui era giù della bassa friulana, io in montagna, comunque friulani, e lui mi chiese, ma mi faccia camminare? No, dottore, non si può, assolutamente non si può. Tutto questo con la sua divisa meravigliosa, divisa da corazziere. Allora, stiamo saltando, benissimo, siamo arrivati al giorno in cui il luogotenente Madotto va in pensione, perché le persone che hanno lavorato un'intera vita vanno in pensione. Questo è giusto. Ora abbiamo parlato dei capi di Stato, da Mitterrand, Arafat, insomma, tutti coloro che voi potete immaginare, e i papi. Allora, il Papa Buono, Giovanni XXIII, insomma, il ponte tra i presidenti della Repubblica e i pontefici è sempre stato tanto importante. Mi ricordo quel giorno, insomma, sul cortile d'onore a questo servizio che poi era pochi giorni, forse 20 giorni prima che ci lasciasse definitivamente, era a maggio, mi sembra, verso il 10 di maggio, ecco, 13, che è venuto lì al Palazzo del Quirinale e fu una cosa straordinaria vivere, che è stato un po' gli inizi dei miei servizi, che avevo già fatto tante cose, tanti servizi entrato nel 59, importanti, certo. Tante cose importanti, capi di Stato, re, regine e così, ma il Papa così vicino, questo servizio d'onore alla vetrata, ecco, non l'avevo vedere così Giovanni XXIII è stata una cosa straordinaria proprio. Luogotenente, è vero che lei con San Giovanni Paolo II, II, si è messo a parlare di sport? Sì, che straordinario, le suore sono ancora arrabbiate con me, perché quando insomma, è iniziato a parlare che insomma roba di sport, era il suo pane, perché lui era uno sciatore e che avevo fatto delle competizioni proprio diciamo così in Polonia, dove lui era andato a sciare nelle montagne, insomma così, e allora ha incominciato a parlare, sapeva che insomma conoscevo l'argomento e continuavo a parlare, dire delle cose che faceva, che non faceva, insomma fu una cosa straordinaria. E le suore ma anch'io mi sono trovato a mio agio, ma poi dopo ho pensato tra di me, ma ho parlato col Santo Padre, ma è così sciolto, perché parlavo di sport, perché nello sport non ci sono ostacoli, non ci sono barriere, perché anche lui mi ha messo a mio agio, perché mi faceva delle domande che erano la sua cosa, perché lui da tanto che non andava più lì, in quei posti lì a sciare, e allora gli piaceva raccontare che poi ero stato lì. È stata una cosa straordinaria. Le suore arrabbiate perché rubavo il tempo a loro, che dovevano parlare loro col Santo Padre, invece lui parlava con me. Insomma è stata una cosa veramente, sono rimasto, ma dopo tra di me ho pensato, ma tutto questo mi è successo. E dopo ho avuto anche questo, perché avevo chiesto l'udienza. E quando l'ho salutato, insomma così, perché normalmente si vede che il Santo Padre non lo salutava nessuno se l'ho dato a Gesù Cristo. Io l'ho salutato, quando mi sono presentato davanti a lui,
sia lodato Gesù Cristo. È rimasto, mi ha guardato come un gesto, una cosa straordinaria, che ha capito questa cosa qua. Sia lodato Gesù Cristo al Papa. Lei è un uomo di grande fede. Tantissima, tantissima, la ringrazio di questo che me lo dice, tantissima. Certo, e come no. Sì, è stata la sua mamma? Sì, come no, sì. Guardi, le mie cose sono iniziate poi così, quello che era la prima cosa a servire la Santa Messa. Ma pensi che io servivo la Santa Messa fino a età non tanto avanti, che avrò avuto 10-11 anni, ma ero alto, già alto, slanciato. Una volta venne il vescovo a fare visita al mio paese dove sono nato e dice no, ma quello lì, Spelungolo, non lo voglio vicino perché siccome il vescovo era basso. Ma adesso no, quello lì non lo mettete vicino a me perché io se no che figura faccio. Lei quanto è alto? Quanto è alto? È come un corazziere, insomma, 1,95 m. Ma l'ha detto in una maniera meravigliosa. In questo momento io non credo, nell'inquadratura così, si siano viste anche le mie scarpe. Oggi ho messo le scarpe più alte in assoluto, quelle sulle quali si cammina un po' così, perché 1,95 m. Questi sono i nostri corazzieri, che sono orgoglio, bellezza e valore del nostro paese. Quindi quel saluto a Giovanni Paolo II. Bello, lì è tornato indietro con la memoria. Perché appunto che l'udienza, insomma, era dopo 3 mesi che mi ero congedato. Allora, lo sport. La chiacchierata di sport con Giovanni Paolo II, le suore che si arrabbiano perché gli sta togliendo tempo al loro incontro con il Papa. Allora, abbiamo delle fotografie, io le dico in generale, del nostro luogotenente, a cavallo, e corazziere, non ci sono dubbi, canoa, la Coppa di Sci, canottaggio, mi scusi, la Coppa di Sci, la Maratona di Londra, la Fiaccola Olimpica di Roma. Allora, partiamo dal canottaggio. Lei che cosa ha fatto nel canottaggio fino a poco tempo fa? Sì, come no, perché eccola ha fatto qua, intanto anche delle bello, mamma mia, se competizioni. lo lasci dire, lei è veramente bello, tra lei, il cavallo e lo stemma dei carabinieri, e che cosa, insomma? Corazzieri. Sì. Allora, eccolo qua, canottaggio. Questo è il campionato del mondo a Copenaghen che abbiamo vinto con questa squadra. Pensi che l'organizzazione voleva fare un equipaggio di 8 nazioni diverse, anzi 9, perché era l'8 con il timoniere. Eravamo 8 atleti, anche se di età 75 anni e oltre, di nazioni tanto diverse. 8 di nazioni diverse, anzi 9 perché anche il timoniere era di un'altra, e abbiamo fatto questo equipaggio nel giro di pochi allenamenti, abbiamo vinto clamorosamente questo campionato del mondo. Quanti anni a Copenaghen. Aveva? Questo del 2016. 2016. Quindi, 2016. Sì, facciamo un conto. Quindi, quanti anni? Lo dico. Quanti anni avevo? Sì. Ce ne avevo 75, 76. Campione del mondo, ma lei è spaventoso. Sì. Lei è un capolavoro. Sì, perché poi io ho vinto il campionato del mondo, anzi 2, sul remo ergometro, che sarebbe il vogatore. Fanno i campionati del mondo. E io ne ho vinti 2. E io guardo i miei ragazzi in studio e guardo voi a casa. È Francesco Madotto, per questo lo volevamo con noi. Sono mesi che noi speriamo di poterla avere nostro ospite e alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora, siamo andati con la nostra Marta Manzo, perché volevamo presentargli un'altra sportiva, una signora che non sapeva di essere sportiva. La signora Graziella Filippuzzi, 65 anni, di Udine. No? Sì. No, scusate, e qui siamo tutti emozionati ad avere questo signore con noi, una signora che ha deciso di correre, lo devo dire? Lo dico io? Lo dice il servizio? Lo dice il servizio, via, non vi tolgo questa sorpresa. Udine, Furlan, vediamo? Non sono mai riuscita a fare sport, non avevo mai tempo. Quando ho compiuto 60 anni ho deciso che dovevo fare qualcosa per me stessa. Una domenica del 2014 mi siedo davanti al computer perché mia figlia partecipava alla maratona di New York. Mi sono seduta a vedere la webcam
e si è aperto un mondo. Ho visto tutta questa gente, questo universo di persone che arrivava, di tutte le età, di tutti i colori, e ho deciso, se lo fanno loro lo posso fare pure io. Io devo correre una maratona. Ho iniziato così, tanto per una sfida, e dopo è diventata non dico una missione, ma è diventato un obiettivo importante da raggiungere, ma lo dovevo raggiungere io da sola con le mie forze. Sono andata su internet, ho trovato notizie, ho trovato tabelle di allenamento, eccetera, eccetera. E ho incominciato ad allenarmi a distanza assieme alle mie figlie che volevano partecipare assieme a me. Nel 2015 ho corso la prima maratona. Atene, come chiamano loro, l'autentica. Dopo la seconda a casa mia a Buenos Aires. Correvo nelle strade che sempre avevo percorso con i mezzi pubblici o in macchina. Era grande soddisfazione. La terza a New York. Mi sono incominciata a allenare per New York 9 mesi prima. Questi 42 km, 195 metri, volevamo farlo anche in un tempo abbastanza decente per le mie capacità. Sono riuscita a chiuderla in 4 ore 59 minuti e 07 secondi. Mia figlia ha corso sempre assieme a me. Mi sosteneva, mi diceva tutto bene, dai mamma che ci manca poco. Quando ho messo il piede oltre il nastro che ha segnato il beep beep di chiusura, mi sono emozionata come adesso. La corsa per me significa concentrarmi nei movimenti che devo fare, nelle azioni che mi vengono dette di fare e non pensare ad altro. Alla fine, quando si chiude l'allenamento, mi riempie di soddisfazione. E con le ragazze con cui mi alleno abbiamo deciso una nuova sfida. Nel 2024, quando compierò 70 anni, torniamo a New York. Nell'abbracciare questa signora ha fatto piangere tutti noi, veniamo a scoprire che il luogotenente Madotto ha corso e vinto la maratona di New York nella sua categoria. Sì. Me lo dica, me lo spieghi. Del 2004. Ma nel 2004 lei non era andato in pensione? Certo, a giugno. Sì. Però a giugno, quando il signor Presidente Ciampi mi salutò, mi chiese, ma adesso, maresciallo, che cosa farà? Ero sempre allenato, però mi è venuto distinto. Andrò a fare la maratona di New York. Avendolo detto al signor Presidente, che poi dopo qualche giorno io incontrai dei suoi consiglieri che mi conoscevano, salutare, mi chiesero, ma il signor Presidente ha chiesto se si sta allenando, e sono stato costretto a preparare la maratona di New York e sono andato e ho vinto la mia categoria. Sono arrivata alle balbuzie. Allora, questa fotografia ritrae il luogotenente Madotto che corre nei giardini di Quirinale, corre e tutela e protegge, sia chiaro, il presidente Carter, Sì. che da bravo americano, Sì. corsa mattutina, Sì. si doveva fare. E quindi... Dunque, dottoressa, lui non è che lui correva per preparare la maratona, perché anche lui era un amante della maratona, non che correva così per svago o che, no, lui preparava, era in attesa, eccola qua la fotografia, sì, per preparare la maratona di New York. Capisco. Ecco, sì, esatto. Allora è successo che, insomma, è venuto in occasione di un G8 che doveva andare a Venezia, si è fermato a Roma ed era anche una serata alla sera, strano che normalmente i capi di Stato vengono nella mattinata, è venuto la sera, mi ricordo era alle 10 di sera. Americano, scende, insomma, alla fine di tutti gli onori militari, finito tutto quanto, alla vetrata del Palazzo del Quirinale, se ne escono fuori gli americani che il presidente Carter deve fare la corsa, deve allenarsi. E ci vuole una persona che lo guida, perché dentro i giardini del Quirinale è come un labirinto, là c'è una persona che... E chi c'è, chi non... Sono andati tutti
Ma c'è Madotto! E allora Ma è io evidente. sentivo questa cosa, però c'era il capo del cerimoniere allora del Quirinale, sapeva che io ero allenato. C'è il maresciallo Madotto qua che può... Lui, però ero in divisa, ma io avevo sempre la divisa sportiva dietro di me nel mio armadio dove mi cambiavo. In sostanza, tempo per cambiarmi, siamo andati e lì dopo un quarto d'ora arriva il presidente, oh mister, insomma mi ha dato una pacca sulle spalle come se fossimo amici. E andavamo, insomma, abbiamo cominciato a correre e abbiamo fatto questo la sera e anche l'indomani mattina, perché poi lui doveva andare a Venezia, perché lui si stava preparando per fare la maratona di New Ma York. voi vi rendete conto come questo signore stia raccontando tutte queste cose? Io lo so che ve ne state rendendo conto, ma ce ne rendiamo tutti noi conto. Abbiamo terminato il nostro tempo, ma abbiamo tempo per dire due cose. Intanto è immancabile la foto con la regina Elisabetta. 5 maggio 1961, la prima scorta a cavallo dal Colosseo al Quirinale della regina Elisabetta d'Inghilterra. E poi nel 2001 abbiamo la foto con Franca Ciampi. Insomma, la regina Elisabetta è venuta più volte al Quirinale. Sì. Guardandovi con immensa ammirazione, i corazzieri schierati con la corazza lucente. Questa è la foto della terza volta, cioè 2001 dovrebbe essere. Sì, il Salone dei Corazzieri che sta passando. Io ero nelle mie vesti di maresciallo di palazzo. Guardatelo. Saluto sia la regina, il principe, la signora Ciampi, il signor presidente Ciampi, ecco che andavano poi nel salone delle feste per il pranzo ufficiale. Luogotenente, a Resia, Sì, la dove sua sono città nato. natale, lei ha potuto, grazie al presidente Ciampi, donare la sua divisa. Sì, Questa è una cosa molto bella. La sta là. Ecco, qui siamo con il signor sindaco, con i costumi del nostro e i colleghi che erano venuti da Roma, apposta il comando le aveva comandate per venire su in rappresentanza per donare questa uniforme. Davanti a una ventina di sindaci e tantissima gente a celebrare questa cerimonia di consegna di questa uniforme che io ho indossato per 45 anni. Ringraziando la nostra Sara Lucernoni che ha curato nei minimi dettagli questa intervista, ringraziando la nostra Francesca Mancini, la nostra autrice, io ringrazio e abbraccio virtualmente Francesco Madotto, luogotenente dei Corazzieri della Repubblica. Per tutti i presidenti che abbiamo nominato, noi terminiamo questo nostro spazio alzandoci in piedi. Lo faccio anche io, se lei me lo permette. Grazie. E Grazie. quella è la Grazie. nostra telecamera. Francesco Madotto. Lasciate le finestre spalancate, questa è l'ora solare, torniamo tra poco. Grazie.